Bello, Senza mascherina poi? me lo sono portato in caso di emergenza. Contenti ma attenti. Si sintetizza così l'avvio del nuovo anno scolastico. Dopo 2 anni la prevenzione in alcuni casi è ancora alta, come alle elementari Pascoli di Treviso, dove questa mattina alle 7:30 l'entrata principale era deserta e si è utilizzato l'accesso carraio perché permette un maggior distanziamento. Ma questo non ha scalfito la soddisfazione generale per il ritorno alla normalità. Cosa significa ricominciare in una pseudo-normalità? Siamo più rilassati. Perché gli altri anni non era così. Il primo anno con i banchi attaccati, nuovi amici senza mascherine, diciamo. Per te cosa significa riuscire a vedere in viso i tuoi compagni, riuscire a stargli vicino, insomma, a giocare insieme? Prima c'era tutta una serie di limitazioni. Che si vedono i veri amici. Gli piaceva andare a scuola anche con la mascherina, però lui soprattutto è molto contento della libertà. La mascherina tu la porti lo stesso? Sì, Perché la porti ancora così? Perché è meglio. sì. Però insomma è bello sapere che i nipoti tornano alla normalità come quando andavamo a scuola noi, no? Speriamo perché non sono mica tanto convinto, sai. No, non sono tanto convinto. Particolarmente contenti i remigini. Sei contento, Davide? Sì, Che classe fai? non mi ricordo. Come non ti La ricordi? prima forse. No, forse la prima elementare. Tu fai la prima? Sì. Beh, hai paura poi di andare a scuola? No, è bravo. Di più gli piacciono i giochi, ma vabbè, piano piano. Normalità può essere anche un regalo. È per il mio compagno. Ah sì? Sì, Perché? Che succede? Perché tornate insieme a scuola? sì. Emozioni che si ripetono anche per insegnanti e personale scolastico. Il primo giorno di scuola anche per me quest'anno, guardi la bellezza di questi volti. Perché i bambini anche loro hanno bisogno di normalità. Quanto difficile è stato insegnare questi 2 anni? Un po' con le mascherine effettivamente sì, ma insomma abbastanza bene dai. I bambini come si sono comportati? Era difficile tenerli? Bravi a rispettare le regole. Rispetto delle regole richiamate anche dagli alpini in diverse scuole cittadine come alle Coletti di San Liberale. Presenti, attenti! Alza bandiera! Questi piccoli bisogna cercare di tirarli su dritti, perché una pianta, se gli metti giusto il bastone giusto, cresce dritta, se la lasci andare cresce come vuole. Per la preside delle Coletti l'altra parola di questo avvio è speranza di colmare le cattedre vuote. Sarebbe auspicabile un maggiore aiuto in termini anche proprio di personale scolastico che ci aiuta a poter adempiere al meglio a fornire un servizio scolastico all'insegna dell'efficienza e dell'efficacia.